cosa più importante è lavorare bene in vigna. Come siamo riusciti a fare questo? Invece di concimare chimicamente, abbiamo fatto un passo indietro, diciamo che siamo tornati un po' al punto zero e abbiamo studiato come la natura ha predisposto le piante. Innanzitutto bisogna dire che alla pianta non gliene può fregare di meno di fare vino, perché la pianta è stata progettata dalla natura per fare l'uva per la continuazione della specie. In ogni grappolo ci sono gli acini con i semi e i semi garantiranno la continuazione della specie. L'agricoltore arriva in campagna e va già contro natura nel momento in cui razionalizza un impianto, perché pretende, invece della biodiversità come è stata predisposta dalla natura, una monocultura. Quindi soltanto vigna, soltanto olivo, soltanto grano, e per far sì che queste culture vadano avanti ammazza tutte le altre. Questa è la cosa più contro natura in assoluto, perché la natura ha predisposto la biodiversità. Allora noi in vigna cosa abbiamo fatto? Abbiamo sì messo nei filari le piante, però visto che gli stiamo chiedendo, gli stiamo anche dando qualcosa. Noi vogliamo che la pianta ci faccia uva per fare vino buono e noi la nutriamo come la natura l'ha predisposta, cioè lasciamo che nel terreno crescano tutte le infestanti, i sarmenti stessi della vite vengono interrati insieme alle infestanti e seminiamo anche delle leguminose che hanno la capacità di fissare l'azoto nel terreno. Quindi invece di dare l'apporto nutritivo, nutrizionale alla pianta in maniera chimica, la diamo in maniera organica. La pianta a sua volta riconosce meglio questo sistema perché la natura l'ha predisposta così e quindi ci dà un risultato migliore, si ammala meno, è più forte e dà un'uva di qualità superiore. Siamo ancora costretti a usare qualche fitofarmaco per la cura della vite, perché anche se si ammala meno qualcosina naturalmente succede, perché comunque sia siamo andati, come dicevo prima, contro natura, abbiamo razionalizzato un impianto. Senza di noi magari non si ammalava la vigna perché stava tranquilla, non in un filare, è come la natura l'aveva predisposta. Quindi dobbiamo comunque intervenire. È sbagliato dire la lascio fare, tanto la natura poi fa il suo corso, no, perché se non fosse stato per me magari non sarebbe ammalata. Allora curiamo con dei fitofarmaci che però lasciano residui vicinissimi allo zero o pari allo zero. Quando andiamo a lavorare sul vino, facendo qualche chiarifica, anche con la naturale decantazione del vino, questi ultimi residui vengono portati via proprio da queste chiarifiche, dalla decantazione naturale del vino. Quindi il vino alla fine è sano comunque sia. Abbiamo scelto di studiare insieme all'Università di Cagliari dei metodi alternativi. È possibile capire ancora meglio come funziona la natura per arrivare ad allevare la vite senza la chimica. Questo è il traguardo che ci siamo posti noi come cantina e anche da pionieri, perché nessuno l'ha ancora fatta questa cosa. Si dice che sia impossibile, ma semplicemente perché nessuno si è ancora messo a studiare bene quali sono le reali potenzialità che ci sono. La soddisfazione più grande è quando i miei clienti vengono da me e mi dicono: lo sai che ho bevuto una bottiglia da solo e il giorno dopo stavo benissimo? Perché è un vino sano, oltre che buono naturalmente, perché se non è buono e è solo sano non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Noi dobbiamo produrre un vino anche di alta qualità.